Insomma, quello che vi dico nel finale è attenzione agli arbitri, attenzione agli arbitraggi, perché se ci vogliono affondare definitivamente, che abbiamo esagerato vincendo lo scudetto l'anno scorso, possono farlo, perché l'annata ricorda moltissimo quell'annata lì. E poi noi facciamo l'analisi tattica, intanto bam bam. Amici bellini, dobbiamo parlare anche bene, perché ovviamente tutti si stanno concentrando sull'arbitraggio. È giusto parlarne per cronaca, però a me fa piacere anche parlare un attimo di campo, perché è quello che più ci può portare fuori dalle sabbie mobili, il campo, perché se ci affidiamo, se speriamo improvvisamente in un cambio di aiuti, non cominciamo. Allora sì, nel senso, Francesco Auriemma, benvenuto sul canale. Come tutti i nuovi iscritti, molti si sono iscritti durante la live, la nostra live terapeutonica, la nostra live, la terapia di gruppo che facciamo quando le cose non vanno bene, che serve a me in primis, diciamocelo chiaramente, serve a me in primis per non, anche se alle volte vorresti staccare tutto e andare a suonare, ma no, parliamone, mi fa piacere parlarne con screenshot, con approfondimenti, pagelle e tutte le cose. Ieri il Napoli ha deciso di non parlare, o meglio, Mazzarri ha deciso di non parlare, ha chiesto alla società di non andare in conferenza, di non andare a rispondere a domande dei giornalisti, e hanno mandato Meluso a protestare per l'arbitraggio di Massa. È un arbitraggio di massa, ma purtroppo adesso noi cominciamo a conoscere un pochino Meluso, anche la sua dialettica, il modo in cui si confronta con domande, con le situazioni più disparate. A me ha fatto onestamente tenerezza Meluso, perché è stato mandato così allo sbaraglio a parlare, a giustificarsi di una sconfitta pesante, mettendo solo questo arbitraggio davanti, il che è proprio l'opposto di quello che ha provato a insegnarci Spalletti. E questa potrebbe essere la sconfitta più grande, il non poter confermare lo scudetto. Lo sapevamo già, l'avevamo capito dopo poche giornate, però se fai un passo indietro per quanto riguarda la mentalità, secondo me non va bene. Oggi ha parlato anche De Laurentiis, pare che abbia telefonato, insomma, se tu poi sei sempre contro tutti quelli che sono i vertici, così non puoi sperare che improvvisamente ti trattino bene o che abbiano un occhio di riguardo. È evidente, in Italia è così, ma forse nel mondo è così. Quindi ci torniamo sul discorso dei rigori guardando gli screenshot. Andiamo a spostarci nella situazione degli screenshot. Primo tempo anche benino, voglio dire, lo vedremo anche con il SofaScore, insomma l'attack momentum del Napoli c'era e si è lavorato molto sulla catena di destra. Intanto questa azione che parte da Kvara, che era spostato sulla destra, quindi abbiamo proprio shiftato la catena forte dall'altra parte, lascia questo pallone a Elmas che da lontanissimo carica un destro bellissimo, e qua comincia la prima parata di Sommer migliore in campo. Probabilmente sì, però va menzionato probabilmente anche Barella. Un po' tutto il centrocampo dell'Inter è arrivato al limite dell'area nostra con troppa facilità, onestamente. E questo tiro di Elmas, io provo a lanciare una linea, ma più o meno così. Sommer fa una bellissima parata. Qui cominciamo a vedere una difesa un po' ballerina, non è la prima volta, lo stiamo dicendo, marcature un po' larghe. Questo da una squadra di Mazzarri non lo possiamo accettare. Noi possiamo magari capire e accettare che non ci sono degli sviluppi con triangoli veloci, con il dai, vai e scala alla Sarri, con Mazzarri, però voglio aspettarmi da Mazzarri almeno una squadra tosta fisicamente, che vada addosso all'avversario. Magari non ce la fai fisicamente perché la preparazione di Rongoni è stata disastrosa, benissimo, però almeno fai sentire il tuo fisico sugli avversari, altrimenti siamo vulnerabilissimi. E in questo caso vedete che si stacca un pochino da Ostigard Lautaro, e poi servirà di testa il movimento di Thuram che scappa a Rrahmani. Qui scatta bene, per fortuna il fuorigioco millimetrico, e quindi il gol che poi
poi Thuram farà facilmente, viene annullato. Però anche qui marcature. Lautaro ha fatto, noi menzioniamo Barella, ma Lautaro ha fatto dei movimenti a rientrare portando via Rachmani, portando via i difensori, da grande attaccante. Ecco, questo è quello che poi dovrà imparare a fare con continuità Raspadori, perché viene incontro, ti fa perdere i riferimenti e poi velocissimo ritorna a riempire l'area. Grande momento anche di Lautaro. In molti se la stanno prendendo con la prestazione di Kvara. Sarà un mio pallino, sarà una mia ossessione, sarà che è l'unico giocatore che mi dà delle emozioni quando parte in dribbling e quando fa dei colpi come questo esternino, perché lo devi aiutare diamine, non lo puoi lasciare da solo. Nathan ha fatto il possibile, in questo caso c'è un bel inserimento di Elmas con sovrapposizione interna e Kvara con questo esterno, la palla che gira tantissimo, prende l'effetto rasoterra, porterà al tiro di Elmas, altra parata di Sommer. È chiaro che da Kvara ci aspettiamo di più e non mi aspetto di più onestamente da Politano, che anche stavolta sfortunato, anche qui da lontanissimo come con Elmas. Il suo tiro è al limite della perfezione, bello potente anche con un certo effetto. Fatto, è venuto bene, sì, traversa piena con Sommer in questo caso battuto, molto sfortunato Politano. Attenzione, questa è la parata di Meret. In telecronaca Paramount Plus dice ma probabilmente era fuori gioco. Non lo so, se noi andiamo a zoomare si vede qui che è difficile, io non posso tirare linee, non ho i grandi mezzi, ma volendola fare un po' così, credo che il tallone di Anguissa sta tenendo in gioco in questo momento Lautaro, sicuramente un'azione al limite, e questo colpo di testa, il tiro di Lautaro porterà a una grandissima, questa è una grandissima parata di Meret. Poi Meret avrà le sue responsabilità per moltissime altre cose, ma in questo caso effettua questa parata coraggiosa, con uscita alta con le mani, fai valere il tuo fisico, la possibilità di usare le mani, così Lautaro stava facendo un gol bellissimo in acrobazia. Ottima parata di Meret, questa è la parata che ti porta a dire, questa è la parata decisiva, vai a fare gol, perché il gol sbagliato, gol subito della storia del calcio, e purtroppo no, perché poi arriverà il gol loro. Però non vorrei che ci dimenticassimo anche di questa parata, anche perché se lui alla fine rimarrà il portiere titolare, cerchiamo di essere ovviamente onesti nell'analisi. Se fa qualcosa che non ci convince lo diciamo, però diciamo tutto, perché altrimenti il ragazzo lo deprimiamo e non è nemmeno il caso. Ho preso questo fotogramma che poi porterà al gol dell'Inter, perché in questo caso prima del fallo di Lautaro sullo Botka, ci sono 1000 screenshot, 1000 piccoli clip che mostrano che c'è l'abbraccio di Lautaro, è abbastanza netto, ma qui è Anguissa che perde palla, c'è una palla vagante, Anguissa la controlla male, le famose seconde palle di cui Spalletti era ossessionato e faceva un lavoro martellante anche psicologico della palla di nessuno. In questa palla di nessuno Anguissa non è performante, la perde, Lautaro gliela porta via e poi accorcerà Lobotka che si trova in questa zona, e lì Lautaro, sì, parliamo dell'abbraccio, di un colpo sulle gambe, però Lautaro prende la palla, quindi questo è una di quelle cose che è un episodio grigio. Mi dispiace per gli amici, insomma, Meluso, De Laurentiis e tutti quelli che stanno dicendo che è clamoroso, cioè bisogna soppesare le parole. Secondo me questa non era la partita per fare questo tipo di dichiarazioni. Siamo su episodi che, se andate a leggere in giro, sì, qualcuno dice è netto, qualcuno dice non c'è niente, qualcuno lo dice da tifoso. Io vi dico ragazzi, si poteva dare questo fallo sicuramente. Noi non siamo però neanche furbi, perché non lo siamo proprio nell'anima di essere furbi e di rimanere a terra. Vedi un Faraoni, non ci piace, io preferisco Lobotka, perché dopo che Lobotka viene abbracciato e perde palle, l'azione si sviluppa, Lobotka si alza, non c'è nessun tipo di protesta clamorosa, si alza e continua ad andare poi a cercare di recuperare, perché nel nostro animo, nella nostra indole c'è di non far fallo. 2 falli con
solo con l'Inter, solo 2 falli, non far fallo e cercare di recuperare il pallone. Quindi non siamo neanche furbi a dire resti a terra, fai finta, il VAR è costretto a vedere, quando controlli al VAR qualcosina la trovi sempre, poi dipende se te lo vogliono far fare o no, però non abbiamo nemmeno questo. E quindi, essendo probabilmente un episodio grigio, essendo il Napoli non una squadra amatissima dai vertici, e si può dire tranquillamente, io credo che sia eccessivo quello che hanno mandato a dire a Meluso, che il Napoli ha perso, perché poi pure De Laurentiis dice non vogliamo fare complottismi, non vogliamo fare dietrologia, ma abbiamo perso per colpa dell'arbitro. No, abbiamo perso perché la squadra andava a far falle e perché l'Inter è stata più forte. Poi c'è un arbitro che ha avuto delle opinioni, delle valutazioni che sono molto discutibili. Questo fallo si può chiamare, vedi il fallo di Piccoli su Ciao, roba proprio minima, e lo chiamano e a noi no. Il rigore di Osimhen ci arriviamo, perché l'azione si sviluppa e vedete che Lobotka poi è qui, quindi ha recuperato in piedi, non si è fatto niente, insomma il calcio è anche un momento di contatto e ci deve stare. E qui, insomma, anche qui un po' di marcature un po' ballerine, Nathan molto lontano da Dumfries. Ovviamente Nathan deve anche tenere un occhio a Lautaro qui, perché Rachmani secondo me ha fatto una delle peggiori partite probabilmente della sua carriera a Napoli. Guardate quanto spazio, non stai marcando nessuno, troppo spazio tra lui e Lautaro. E Di Lorenzo secondo me sta bene, che tiene un occhio su Mkhitaryan, sta accorciando Elmas, c'è anche Issa qui che accorcia, ma in questa zona poi arriverà Kvara, dovrebbe arrivare anche Politano, perché loro, guardate, attaccano sempre con molti uomini. Questa è una delle qualità dell'Inter. 3-5-2 sì, ma quando c'è poi da chiudere l'azione, i quinti stringono, 2 centrocampisti vedete che salgono, è importante. Quindi il cross è alto e largo, arriva Dumfries che salta indisturbato, perché Nathan era abbastanza lontano da lui, quindi salta indisturbato, può fare questa torre, la palla arriverà a Barella, che anche lui in questo momento è disturbato, troppo spazio, c'è Elmas un pochino in ritardo che deve capire, deve accorciare subito su Barella. Qui Kvara, anche lui potrebbe accorciare. In questo caso abbiamo Lobotka qui e Anghissà qui che non stanno marcando praticamente nessuno, anche loro potrebbero far meglio. Lobotka però, ricordiamo, venivano dalla palla persa al centrocampo, e quindi poi la palla arriva a Barella che tocca leggermente per Çalhanoğlu, che sarà anche lui solo, e tira un missile che onestamente non lo poteva parare nemmeno Benji Price. Questa è un'altra occasione, visto che Osimhen è qui a terra, colpito, toccato, insomma il fallo c'era. La palla poi finisce a Kvara che fa una delle cose sue, la finta col destro, te la porti sul sinistro e spari in porta. Tante volte l'anno scorso questo ha portato un gol, in questo caso il tiro è anche buono, ma è bravo Sommer ancora una volta. Ovviamente però questo arriva perché non si fischia questa roba qui, che è abbastanza evidente. Il VAR non può intervenire perché l'arbitro ha visto, ha valutato, e l'intensità si valuta così. Osimhen si mette davanti al pallone, fa un movimento per coprire il pallone, per continuare la sua corsa, lo prendi sul piede d'appoggio. Abbiamo visto rigori tipo quello della Roma molto meno netti dati, abbiamo visto anche altri rigori simili non dati onestamente. Quindi ancora una volta una situazione che per il tifoso del Napoli è ineccepibile. Magari il tifoso dell'Inter altre cose dice sì, ma lo tocca appena, era già in volo, ognuno può dire la sua. Quindi un episodio per me più chiaro di quello là di Lautaro, e proprio al contrario di come ne abbiamo parlato in live. Per me è più chiaro questo che non il fallo di Lautaro su Lobotka, ma anche qui niente VAR, niente intervento dell'arbitro e si va. Dopodiché si aprono praterie assolute in questa occasione che porterà al secondo gol, quello di Barella. C'è una palla, c'è Di Lorenzo molto avanzato, in questo caso sta cercando di recuperare. Di Lorenzo era molto avanzato, cerchiamo di uscire con Rachmani che serve Politano in rincorsa all'indietro, cerca di controllare ma praticamente finisce per essere contrastato da Lautaro. Fase difensiva di Lautaro a riaggressione, quello che cerchiamo dal Napoli, riaggressione alta dell'Inter che recupera subito il pallone. Poi ci sono anche un paio di rimpalli di Politano che finisce per servire Carlos Augusto. In questo momento, mentre Lautaro si prepara al cross, stiamo tutti storti, perché essendo Di Lorenzo molto avanzato deve giustamente accorciare
Rachmani qui in questa zona deve seguire anche Ostigard e si deve avvicinare a Thuram anche Nathan, dopodiché tutti i centrocampisti che stanno recuperando, questo è Politano, qua sta recuperando Lobotka e Anghissà, mi mancano Kvara e Elmas che stavano un po' più avanti, perché Barella, che vedete in questa zona, può andare poi a scartarli uno come birilli, perché poi ci siamo arrivati a questa situazione dove siamo tutti storti ed è ingiustificabile, ma è anche ingiustificabile che non provi nemmeno a placcarlo, perché in una situazione simile un Gatti, un Bremer, probabilmente invece di mettere il piedino con la paura di fare fallo, gli vai addosso cercando il pallone, magari il pallone lo sfiori e non è nemmeno rigore, ma non hanno nemmeno provato a prenderlo, sono rimasti tra Ostigard e Nathan così, non faccio niente, se mi sbatti addosso mi va bene, e Barella sì. Questo qui è un cross ancora di Dumfries arretrato per Lautaro, che poi sparerà alto di sinistro, ancora troppa distanza da parte di Nathan, arretra come se fosse un centrale difensivo e lasci troppa libertà, come aveva fatto anche Juan Jesus in altre occasioni, troppa libertà per il cross, la loro specialità è il cross, questo doveva essere studiato meglio. Ancora una volta vedete c'è una mancanza logica, che Rachmani, che viene chiamato fuori da Lautaro, arriva fino a centrocampo Rachmani a seguire Lautaro, che però si giostra bene, recupera il pallone e poi corre. Lautaro nella rincorsa lascia dietro Anghissà che era davanti a lui e Rachmani che non riesce a recuperarlo. Anche in questo caso sono tantissime le cose che non vanno. Poi per carità, parliamo del rigore, parliamo sicuramente del fallo di Lautaro, però diciamo che abbiamo perso perché non abbiamo fatto marcature, non siamo stati, vi ricordate quella frase, è messa bene in campo? Ecco, il Napoli non era messo bene in campo ieri, eravamo un pochino dappertutto. Però tra le cose buone ne voglio dare una a Nathan, perché lui il piede ce l'ha e mette questo cross molto molto bello dalla tre quarti, non facile, per Osimhen, che staccherà bene tra i due centrali, la palla finirà di poco fuori. Questa era una di quelle cose, quando ho visto la formazione iniziale ho detto bene Nathan, perché c'ha più cross rispetto a Juan Jesus, è uno di quelli che potrebbe, se va fino in fondo, mettere dei cross per Osimhen, che è affamato di cross e che di testa è un castigo di Dio. Sarebbe stato opportuno cercare di farne di più, invece molto spesso si è fermato e ha ridato il pallone indietro, come anche Di Lorenzo alla fine, quindi questo è stato un peccato. Questa è l'azione di cui parlavamo anche in live, molto molto male, il body language di Lindstrom che viene saltato di netto da Barella e fa proprio così. Troppo mi ha saltato, senza quella riaggressione e quella cosa. È nelle caratteristiche Lindstrom e Allan e Gargano, no, non è nelle sue caratteristiche andare poi a mordere le caviglie e almeno dare un po' di fastidio, no? Ti ha superato, benissimo, mi aggrappo alla maglia e ti butto a te. 2 falli abbiamo fatto, lo ripeto, quindi proprio zero attitudine a volerlo fare, a voler dare fastidio agli avversari. In questo caso vedete qui su, liberissimo, Quadrado, ancora una volta vedete che c'è un po' fuori posizione Rachmani, quindi tutta la linea non è mai perfetta e precisa. Vedete Di Lorenzo qui, perché Rachmani viene sempre portato fuori o da Lautaro o da qualcun altro. Di Lorenzo sta qui, ovviamente scalano tutti e qua vedete la solita cosa, Ostigard non ha nessuno e si trova lì e Nathan viene attratto da Thuram e quindi parte questa marcatura preventiva su Thuram, che invece doveva essere marcato in quel momento da Ostigard. Di conseguenza sulla fascia Quadrado sarà liberissimo di ricevere il passaggio di Barella, poi cross indisturbato di Quadrado e gol di Thuram, dove si può dare un po' di responsabilità anche a Meret, perché lo vediamo bene, ci arriva veramente a pochissimo, la palla è forte, è bella tagliata, fa fuori tutti i difensori. Ovviamente Thuram se lo perde Rachmani, Ostigard avrebbe potuto concorrerlo, l'ha fatto in un'altra occasione, una scivolata dove blocca un tiro, in questo caso ci arriva molto vicino
Meret a smanacciarla verso il centro, non ci arriva. Magari potevi stare un metro più avanti, un po' fuori dalla porta, in questo caso niente da fare, e gol di Thuram. Un'ultima occasione per il Napoli, l'ha proprio Lindstrom, che fa una bella serpentina in questa zona del campo. Lindstrom nel finale gioca da esterno sinistro di un centrocampo a 4, è una cosa che secondo me può fare tranquillamente. Il tutta fascia è un po' complicato per uno come Lindstrom, che come abbiamo visto non rincorre l'avversario, non ha fase difensiva, però quando ci sono scambi ha lo spunto, ha il dribbling, in questo caso se ne va bene, si porta la palla sul destro, il pallone uscirà anche abbastanza, penso di un paio di metri, perché non la prende proprio di interno, lo colpisce di mezzo esterno e quindi niente da fare. Insomma, per cronaca ne abbiamo parlato, sulle situazioni arbitrali diamo un voto molto basso a Massa e al VAR, gli diamo 3, perché comunque influiscono, però per nostra onestà intellettuale e per cercare di risolvere delle cose noi dobbiamo andare a giocare con la Juventus. Se abbiamo un atteggiamento così morbido, così largo, la Juventus che ci aspetta, che fa muro e riparte veloce e fisica, potete immaginare come può andare a finire. Il Napoli sarà capace, e questo ve l'ho detto parecchio tempo fa, io ripeto, non per farvi una testa così, ma perché capitano poi nuovi iscritti che hanno bisogno di sapere io come la penso, e quindi a volte mi devo ripetere. Vi ripeto che il Napoli sarà capace di fare prestazioni gagliarde, ci saranno momenti in cui bel Napoli, rivediamo le cose belle, e ci saranno momenti di scoramento, c'è quell'immagine di Nathan che riceve un retropassaggio ed è solo praticamente al limite del centrocampo e fa un passo verso il pallone, un passo all'indietro, poi va a recuperare, si rende conto che è solo e che deve prenderlo lui quel pallone, il retropassaggio a Meret che la butta fuori. Quella è un po' l'immagine della stagione del Napoli, no? Un po' avvilente, e siamo un po' avviliti, un po' tutti, giocatori e tifosi, e quindi questo è. Prima di fare i voti, ovviamente un pochino di numeri spiccioli. Vedete l'attack momentum in questo momento lì, quando in reaction vi dico mi sta piacendo il Napoli, Anghissà, Di Lorenzo si stavano muovendo molto sulla destra, stavamo creando il panico, c'era anche sovrapposizioni di Kvara e di Elmas tutti sulla destra. In questo momento è stato il miglior Napoli, non abbiamo fatto gol, dovevamo essere un pochino più determinati e precisi nel tirare un po' di più, no, però il gol poi arriva, quello diciamo che ti spezza un po' le gambe, e nel secondo tempo vedete poca roba, e il momento migliore del secondo tempo del Napoli coincide poi con il secondo gol, quello di Barella, e poi c'è poco da fare. Tant'è vero che nonostante noi possiamo dire che Sommer è stato tra i migliori dei loro, il Napoli crea poco come expected goal, come XG. L'Inter crea perché poi arriva in porta col pallone, quindi crea abbastanza più di noi. Il Napoli si porta a casa il possesso palla, che però te lo fai fritto, qualche tiro in più senza vedere la porta, alla fine i tiri in porta sono in perfetta parità. Il dato dei falli è quello più clamoroso, il Napoli deve lavorarci su questo, e i rumori sono arrivati finalmente. Come passaggi non c'è male, 540, abbiamo fatto girare parecchio la palla, deve salire la percentuale di passaggi riusciti, 87, la voglio almeno al 90, però ci siamo. Parecchie palle lunghe tentate, 62. Io vorrei rimanere sempre intorno ai 50, non di più, tant'è vero che l'Inter ne prova 41, quindi l'Inter non è che si affida al lancio lungo su Thuram come a volte fa il Milan. L'Inter esce col palleggio, l'Inter esce con le triangolazioni e con movimenti di squadra. Attenzione, non diciamo che l'Inter gioca male, si dice sempre a Roma gioca male, il non gioco della Juventus. L'Inter no, l'Inter è piacevole anche da vedere. Il dribbling è una delle cose che noi sappiamo fare, a cui non dobbiamo rinunciare. Perdiamo però parecchie volte la palla. Di duelli ne abbiamo vinti, quindi questo c'è, e quindi dobbiamo veramente ragionare, perché tutti dicono che è una questione adesso di preparazione fisica. Il Napoli continua a farci vedere delle cose interessanti in un tempo, nell'altro tempo molto meno, quindi ci dobbiamo ragionare su questo. Mazzarri avrà i suoi dati da studiare, e nelle posizioni medie, come mi diceva anche l'amico bellino Francesco Perrone, alla fine Nathan sta anche abbastanza alto, ci prova, è un po' l'indecisione nelle azioni singole che mi sembra, capito, provarci, poi rimanere un po' indeciso nelle distanze
tra il pallone quando attaccavamo e nelle distanze con compagni e avversari nella scelta da fare. La posizione di Rachmani è un pochino strana, un po' troppo defilata, spesso portato fuori da Lautaro. Ostigard invece un pochino più diligente, la solita partita di Di Lorenzo, molto avanzato anche Politano, molto avanzato Kvara, Elmas che poi finisce a tutto campo, un pochino come Lobotka, Anghissà invece in questa zona, e pochi palloni toccati da Osimhen, ancora deve ritrovare la sua forma. Tra le statistiche del Napoli, molto coinvolto Di Lorenzo, tantissimi tocchi per Di Lorenzo, poi Rachmani, poi Anghissà, Ostigard, vedete pochi tocchi rispetto al solito per Lobotka, quindi Lobotka meno al centro del villaggio di quello che ci vogliamo aspettare. Se Politano ne tocca più di Lobotka c'è qualcosa che non va. E come SofaScore rating, vedete, il migliore in questa partita per SofaScore è stato Anghissà, anche perché abbiamo una buona percentuale di passaggi riusciti, 96%, anzi è ottima, e 8 duelli vinti su 14. Questo ti porta ad avere un voto alto per SofaScore. Questo però non ci riporta le volte in cui, oltre ad aver perso il pallone, avresti potuto intervenire e non sei intervenuto, e questo vuol dire che non basta guardare questi numeri qua, se non guardi la partita ti perdi delle... Insomma, voti, come sapete io non davo voti a Garcia, non davo voti a Spalletti, non do voti a Mazzarri, perché oltretutto se non posso ascoltarlo, se non posso sentire, perché tu devi andare in conferenza, devi dire non voglio parlare degli arbitri, così praticamente ne stai parlando, come fanno tutti gli allenatori del mondo, mandi una seppatina che è giusto e che nessuno ti dice niente, e poi qualcuno, dopo la prima domanda sugli arbitri, la seconda domanda sugli arbitri, la terza domanda sarà: al di là dell'arbitraggio che ha influito, le è piaciuto come è stata la squadra in campo? E almeno vediamo, se capiamo se Mazzarri è soddisfatto o se non lo è, perché se tu non vai vuol dire che è una sconfitta già in partenza e hai messo un allenatore che non è libero di fare il suo mestiere. Prima di tutto non è libero di fare il suo modulo preferito, e poi non è libero di parlare liberamente delle cose di cui vuole parlare, perché sennò diventa il meme di Marco che lo sfotte, e questa era la mia paura più assoluta. Non abbiamo un allenatore in questo momento libero di dire quello che vuole, preferisce non andare a parlare per aver paura che poi lo prendono in giro e che cerca alibi eccetera eccetera. È una sconfitta in partenza assoluta, e Meluso non mi è sembrato all'altezza della situazione, perché poi Farfuglia non ha una dialettica da poeta del romanticismo, ha provato a dire, sai, Ciacca è medica, no, però l'Inter è forte, però il Napoli così, però siamo stati penalizzati, però così, però così. Non mi è piaciuto per niente la scelta che ha fatto il Napoli in post partita, perché ce n'erano di cose tattiche e tecniche di cui parlare, che non devono coinvolgere nemmeno per forza l'allenatore, ma anche le prestazioni singole. Poi delle prestazioni singole ne è responsabile alla fine l'allenatore, ma do 5,5 a Meret perché fa la parata. Poi gli posso dare delle responsabilità sul terzo gol e di una insicurezza generale, inciampare sul pallone, e probabilmente tutta la difesa si sente un po' insicura. 5,5 però, non è il 4,5 della partita precedente, perché fa la parata e lì glielo dobbiamo dare atto. Come do 5,5 a Di Lorenzo, molto attivo in tutte le zone del campo, i rumori pazzeschi, però anche lui un po' in difficoltà, insomma, nel ripiegare, nel mettere una pezza nelle situazioni che poi hanno portato ai cross pericolosi dell'Inter. Abbiamo perso 3-0, non posso dare voti alti, onestamente. Ho letto in giro dei voti molto alti e onestamente con tutto l'affetto e il bene che possiamo volere a questi ragazzi, noi giudichiamo la partita nello specifico e come è andata, e non possiamo giudicare vabbè, però quello è bravo, è forte, è simpatico. Quindi 5 a Rachmani per tutti questi motivi. Do 6 a Ostigard, anche lui non perfetto, ma mi è sembrato il migliore della difesa, e non do un voto tremendo a Nathan, perché poi rivedendo anche le posizioni medie, rivedendo la partita, ha fatto il possibile in una zona dove non è sicuramente non è sembrato a suo agio. Delle cose sono state anche positive, altre no, quindi 5,5 per Nathan. Potrebbe essere 5, non è 6, però voglio dare almeno anche l'attenuante di fare un ruolo che non è il suo in questo momento. Come 5,5 per Anghissà, che mi era piaciuto un pochino di più nel primo tempo e poi è andato a scemare. 5,5 per Lobotka, idem, comunque coinvolto poco. 6 ad Elmas, nonostante insomma sia stato
stato l'unico che abbia creato dei pericoli nel primo tempo, quei 2 tiri parati da Sommer, molto molto mobile in tutte le zone del campo, però poi quando l'Inter si riversava mi è mancato un pochino negli screenshot, non lo vedevo nell'accorciare sugli avversari che si riversavano, quindi non riesco ad andare oltre al 6. 5,5 Politano, anche lui perde una palla che poi porta a un gol dell'Inter. 5,5 Osimhen, si danna, ma non siamo nemmeno al 40% della forma di Osimhen, però meno di così il rigore l'aveva anche guadagnato. E 5,5 a Kvara, che nel secondo tempo sparisce un pochino, perde una palla che poi porterà al terzo gol, la perde lui, la palla che porterà al terzo gol dell'Inter, ma l'Inter è brava a gestirla senza fretta, va in avanti con Thuram, con Quadrato, poi tornano indietro, si passano il palla, andatelo a rivedere il terzo gol dell'Inter, ma partendo da lontano, un minutino prima, perché è un gol di grandissima fattura, dove si vedono insomma poi anche giocatori del Napoli un po' rinunciatari e tutti storti in campo. Poi vorrei dare un voto a Raspadori, riesce a tirare una volta, poi assolutamente inesistente, entra al 68esimo. Raspadori entra al posto di Politano, facciamolo per dovere di cronaca, Raspadori al posto di Politano, che però finirà qua con Elmas in questa zona con una sorta di 4-2-3-1 con Raspadori un po' più sotto Osimhen. Dopodiché al 75esimo Zielinski per Lobotka, che si mette proprio qui in regia, e Lindstrom al posto di Elmas, quindi Lindstrom comincerà qui, si vedrà pochissimo in quella zona, e dopo altri 10 minuti entrerà Zerbin al posto di Nathan, ma non si metterà terzino sinistro. Il Napoli passerà a 3 in difesa con Zerbin esterno destro, Lindstrom esterno sinistro qui e una sorta di 2 dietro Osimhen, che è proprio la situazione mazzarriana dell'epoca, no? I tre difensori, i 4 centrocampisti in linea e 2 che possono essere quelli che ci ricordiamo, no? Hamsik e Lavezzi, un po' liberi di svariare dietro la prima punta. E non so, hai capito, se tu qua ci metti un Olivera o Mario Rui, se ci metti un Di Lorenzo qui e ci metti un altro difensore qua, ci puoi mettere Ostigard qui e Nathan dall'altra parte, secondo me si può anche fare. Perderesti un po' Zielinski perché qua ci devi mettere Lobotka, ma li puoi alternare, Kvara, Raspadori, ci puoi mettere Lindstrom in questa zona. Io lascerei libero Mazzarri di provare delle cose con cui lui è più comodo, anche per dare nuovi stimoli ai ragazzi, perché oramai quel 4-3 è una fotocopia sbiadita. Quindi insistere con lo stesso modulo, ma non siamo efficaci, anzi siamo prevedibili, come eravamo d'altronde anche nel finale della stagione dell'anno scorso, potrebbe non essere producente. E adesso noi abbiamo bisogno di punti, perché ci hanno recuperato la Roma, abbiamo la Fiorentina a un passo, attenzione all'Atalanta che gioca stasera. È una situazione molto molto pesante, molto grave, e dobbiamo stare attenti. Non serviva un traghettatore, serve un allenatore di campo, quindi fate fare a Mazzarri l'allenatore e giochiamo a pallone, perché non si può galleggiare. Se galleggi affondi, se provi a galleggiare affondi, perché le acque sono tempestose. Lo dico tranquillamente, perché non stai solo tu che cerchi di galleggiare, ci sono avversari che ti spingono, se vogliamo fare questo paragone, ci sono avversari che ti spingono sotto, quindi tu devi lottare per sopravvivere. E il Napoli, vedrete, ci saranno altre scivolate, magari non la Juventus, non l'Inter, ma magari il Milan potrebbe darci qualche speranza, la Roma stessa adesso non sappiamo se farà filotti, però ci saranno altri momenti di difficoltà delle altre squadre, quindi il Napoli deve crederci e di fare una stagione comunque di grande orgoglio e di soddisfazione ai tifosi, perché non possono i tifosi, sentivo di tifosi venuti da Buenos Aires, tifosi venuti da fuori per vedere il Napoli, e se ne tornano con delusioni cocenti, e non se le meritano i tifosi tutto questo. Mentre in tribuna ho visto il presidente abbastanza sereno, divertirsi con Patti Smith, grandi sorrisi, grandi cose, Insigne dietro che invece in sofferenza. Sono presidente abbastanza sereno. Poi dopo si sarà fatto sentire nelle dovute sedi, non sappiamo che tipo di reazione ci sarà. Insisto, fate parlare il nostro allenatore, perché io ho bisogno di capire. Dopodiché, se le cose non si possono aggiustare, ce ne faremo una ragione. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ditemi la vostra, anche se vi assicuro non dovremmo
se ci è piaciuto Spalletti e quello che ha fatto, non dovremmo concentrarci sulla situazione arbitrali. Pochi alibi, poche attenuanti che ci sono, e tanto lavoro, perché c'è tanto lavoro da fare.